Ciao Alessandro. Franco, ciao, piacere. Grazie di essere con noi per questa piccola grande avventura sul nostro fiume. Pronti a partire? No, quasi pronti a partire. Giubbino Grazie. di salvataggio. Ok. Vediamo. Bene, ora siamo pronti a partire. Devo forse allacciare questo? Facciamo. Ecco. Ok. Grazie. L'Adige nel suo corso lambisce città come Merano, Bolzano, Trento, Rovereto, Verona. In Verona entra nella città, nelle altre invece rimane sostanzialmente periferico rispetto alla struttura della città. Non è vero, Alessandro? Assolutamente sì. Allora, quello che dicevamo prima, il fiume Verona è nata attorno a questo fiume, non ci sarebbe stata se il fiume non avesse avuto questa conformazione. I romani costruivano, se noi guardiamo le piante delle città romane, Roma, Verona, Londra, Parigi, Tolosa, hanno tutte la stessa forma. I romani costruivano come costruivano gli accampamenti per una questione di sicurezza. Quindi Verona, come tutte queste altre città che elencavo, è stata costruita all'interno di un'ansa. Okay? L'Adige forma una S che noi percorreremo adesso, anche se non ce ne renderemo conto nell'acqua, ma facciamo una grande S e la città era proprio all'interno per una questione di protezione, no? Perché attraversare l'Adige è difficile con i soldati o con i cavalli, impossibile. Quindi era una protezione naturale, quindi i romani dovevano costruire a quel punto solo una parte di mura, diciamo, sulla parte appunto periferica. E soprattutto era vita in tutti i sensi, era il trasporto, era il mezzo di trasporto più veloce, più sicuro, più immediato. Pensate che barche di 30 metri, chiamate burchi, che venivano costruite, arrivavano in una settimana, in una decina di giorni erano al mare carichi di merci, ok? E come stiamo andando noi, senza, tra virgolette, nessuna fatica, nel senso che ci si faceva portare dalla corrente. Esatto. Sì. Un'altra cosa che costruivano erano, oltre a questi grandi barconi, delle zattere. Avevano avuto questa idea di costruire questi zatteroni enormi, molto profondi, che alla fine, arrivati al mare, smontavano ed utilizzavano il legname, quindi non avevano il problema importante di riportarseli al nord, quindi a Bolzano, perché la navigazione iniziava nella zona di Bolzano, ok, non oltre. E una curiosità incredibile è il fatto che questi barconi, ripeto, lungo 30 metri con le vele, in qualche modo dovevano anche tornare al nord, e ci tornavano grazie ad una strada che costruirono, che si chiama Strada Alzaia, che in alcuni punti ce l'abbiamo ancora a destra e a sinistra. Nella città in buona parte è rimasta, dove venivano messi, scusatemi, dei buoi o dei cavalli che trainavano le barche controcorrente e le riportavano su. L'unica maniera per poter andare controcorrente, allora, in assenza di motori e altri. Esatto, a una velocità rallentatissima, perché consideriamo che se ci mettevano una settimana per scendere, per tornare ci mettevano più di un mese, certo. Ovviamente. In tutto ciò dovevano pure scavallare alcuni ponti, pochi, però qualcosina c'era. E lì era un lavoro per cui perdevano giorni e giorni. Intanto ci avviciniamo al primo ponte un po' più vecchio, appunto il ponte di Unità d'Italia, un ponte molto recente, che è il ponte Catena, che è un ponte transitabile anche a piedi, ed è già all'interno della città, appunto entra dentro Borgo Trento. Ponte Catena prende il nome, e adesso vi spiego tutto il racconto, prende il nome dalla Torretta della Catena. La Torretta della Catena era l'inizio della città medievale, dove si pagava il dazio. Prima dicevamo, no? L'Adige era utilizzato come un mezzo di comunicazione, in realtà era proprio l'autostrada, certo. Era proprio l'autostrada, perché pensiamo ai carri e i cavalli portavano molto meno ed erano molto più lenti di questa autostrada, però come una vera e buona autostrada già allora facevano pagare per entrare in città. C'era il casello. C'era il casello, esatto, c'era proprio il casello.
La torretta della catena dove si pagava il dazio non era altro che il casello, e la catena era una catena che veniva lasciata cadere sul fondo dell'Adige durante il giorno, di modo che le barche potessero passare. Sì. Esatto, di notte veniva tirata, quindi chiudeva l'Adige. La torretta, lo vedremo tra poco, è proprio al centro dell'Adige, quindi aveva una catena sul lato destro, una catena sul lato sinistro, che bloccava proprio la città. Questo sia per una questione di tasse, ma anche per una questione di controllo delle merci. Pare che malattie del Medioevo importanti, quali la peste, quali la febbre gialla, queste cose che hanno decimato le popolazioni in Europa, venissero proprio dal sud del mondo e fossero arrivate probabilmente tramite animali, mangiare, cibo, attraverso il fiume. La nostra navigazione ci sta portando verso Castelvecchio e il suo ponte. Vedete alle mie spalle il ponte di Castelvecchio e Castelvecchio. Questa struttura imponente che fu voluta da Can Grande II della Scala alla metà del 1300 con una funzione difensiva, potremmo dire interna. Si trattava di difendersi non dai nemici che potevano arrivare da di fuori, ma dai nemici veronesi. E salutiamo ora l'imponente struttura di Castelvecchio con un'ultima occhiata che ci permette di vedere al suo fianco anche l'Arco dei Gavi. Nel punto in cui ora ci troviamo, la nostra navigazione ci ha fatto già superare il ponte Garibaldi, un altro dei ponti storici della città, e siamo all'altezza del Duomo del quale intravediamo il campanile, che ha una particolarità. È privo di cuspide. E allora ci si chiede perché il campanile del Duomo di Verona, chiesa di Santa Maria Matricolare, non ha la cuspide. Il fatto è che intanto che lo si stava realizzando, Can Grande della Scala si rese conto che se fosse stato completato sarebbe diventato la torre più alta della città. E questo non poteva assolutamente essere tollerato dai signori della città, che avrebbero avuto una posizione simbolicamente di inferiorità. Tra un momento arriveremo in vista di Ponte Pietra. Qui io direi, Alessandro, che siamo arrivati in uno dei punti in assoluto più spettacolari della nostra navigazione. Da qui stiamo vedendo il Ponte Pietra e sullo sfondo la caserma di Castel San Pietro, il Colle San Pietro. Più avanti c'è il Teatro Romano, no? Esattamente. Una infilata di delizie che, viste dal fiume, sono veramente incredibili, uniche. Questo ponte è il ponte più antico della città. Sì, distrutto migliaia di volte. Vero. Sono migliaia esagero, ma distrutto molte volte, però il ponte più antico è il Ponte Romano. Il Ponte Romano, infatti. Un ponte di 2000 anni. Non riesco a ricordare se questo precede o segue il Ponte Postumio, che non esiste più. Che era un ponte in legno. Che era un ponte anch'esso di epoca romana. Sì. Il suo nome, che poi vedremo il punto dove stava il Postumio. Dove arrivava il Ponte Postumio. No, il Ponte Pietra è stato costruito successivamente al Ponte Postumio, che era un ponte più civile, più veloce, costruito in legno e via dicendo, che è crollato, di cui non si ha traccia, non si hanno disegni, non si ha nulla. Si sa che c'era, abbiamo trovato le fondamenta del ponte, ma in realtà del Ponte Postumio non se ne sa nulla. Una particolarità di questo ponte è che in realtà, lo vediamo da sempre, noi siamo abituati a vederlo, per metà romano e per metà costruito in mattoni, che sono il tipico materiale che ci riporta al Medioevo, no? Castelvecchio appunto era tutto fatto di mattoni. Perché questo? Perché tra il 1100 e il 1300 il ponte è crollato per ben 3 volte, okay? Nell'arco di questi 150 anni è crollato 3 volte ed è stato ricostruito proprio in quell'epoca, e quindi anche dopo la guerra è stato ricostruito come era, diciamo, non più in pietra, ma in parte in pietra, in parte in mattoni. Certo. Questa, che io considero veramente una musica, è dovuta a che cosa, Alessandro? È dovuta al fatto che calcoli ingegneristici dell'epoca hanno portato a questa soluzione per
per salvaguardare il fatto che la portata d'acqua quando il fiume è in piena non fosse troppo potente contro le arcate. È stato pensato bene di lasciare delle pietre che cadessero proprio sotto il ponte, sono state messe apposta dei pietroni che creano una specie di diga. Infatti sotto ci sono le onde, ma nella parte precedente, quindi qua verso San Giorgio, diciamo, l'acqua è molto più lenta e quindi l'acqua che arriva anche durante le piene viene rallentata da questa specie di diga naturale, se vogliamo, che è una cosa che non sembra avere poco valore, in realtà è un'idea a livello ingegneristico importantissima. Certo, realizzata in maniera semplicissima, Ma è estremamente efficace, perché ha protetto il ponte, perché poi da quel punto non è più crollato. siamo arrivati adesso alla fine di questa nostra navigazione sul fiume Adige, che ci ha portato a riscoprire da angolazioni non usuali le bellezze di Verona. Verona, con il suo patrimonio artistico, architettonico, che però non è limitato soltanto al centro storico e alla città. Anche fuori ci sono importantissime testimonianze, come per esempio le ville venete che sono state realizzate, abbiamo visto per ultima la dogana, ricordate, nel periodo in cui la Repubblica Veneziana Serenissima aveva il dominio su queste terre. Tra le ville venete del territorio veronese, la più grande e la più interessante è sicuramente Villa Arvedi, che adesso andremo a scoprire. Ringraziamo Alessandro che ci ha guidato magnificamente in questa piccola grande avventura. Grazie a voi. Grazie Alessandro. E ci accingiamo a sbarcare.